29 maggio 1985. Allo stadio Heysel di Bruxelles, Juventus e Liverpool giocano la finale del trofeo europeo più importante, la Coppa dei Campioni. A migliaia invadono le strade della capitale belga. Tantissimi sono i tifosi juventini giunti da tutta Italia. La mattinata e il pomeriggio trascorrono in maniera tranquilla. Nessun incidente e nessun tafferuglio, nonostante la presenza dei temuti hooligans inglesi. Nel tardo pomeriggio, il vecchio e inadeguato impianto dell'Heysel comincia a riempirsi. Ai sostenitori italiani vengono assegnati i settori M, N e O, agli inglesi le zone X e Y. La curva Z, la cui vendita dei biglietti è gestita da Bagarini, ospita una maggioranza di tifosi italiani, stretti fra la tribuna e le zone assegnate ai tifosi inglesi. I sostenitori del Liverpool cominciano a ondeggiare cercando di forzare la curva Z. Dall'altro lato, i tifosi della Juventus si ritrovano ammassati e schiacciati contro il muro. Nella ressa qualcuno si lancia nel vuoto. Altri cercano di scavalcare e di entrare nel settore adiacente. Improvvisamente la barriera crolla. Moltissime persone vengono travolte, schiacciate e calpestate. Il bilancio finale è di 39 vittime, di cui 32 italiane, e di oltre 600 feriti. In un'atmosfera surreale, nonostante i gravissimi incidenti, la partita si gioca ugualmente, si dirà per motivi di ordine pubblico. La partita è combattuta e viene decisa da un rigore di Platini al 13° del secondo tempo. Era cominciato leggermente fuori, comunque calcio di rigore, Platini. Gol. Juve in vantaggio. Platini. La Juventus vince la sua prima Coppa dei Campioni. I giocatori festeggiano ed esultano, comportamento che scatena parecchie polemiche non solo in Italia. Per la tragedia dell'Heysel finiscono sotto processo 25 hooligans accusati di omicidio preterintenzionale, oltre al capo della Federcalcio belga e ai 2 responsabili dell'ordine pubblico. Il processo si conclude con condanne tra i 4 e i 5 anni per 14 hooligans. Su richiesta dello stesso governo britannico, presieduto da Margaret Thatcher, il Liverpool e gli altri club inglesi vengono esclusi dalle competizioni internazionali a tempo indeterminato.